È il Piave DOP di Latte Busche il miglior formaggio veneto del 2014. Questo è il risultato sancito dalla 10ª edizione di Caseus Veneti, il concorso regionale dei formaggi organizzato da Aprolav, l'associazione produttori di latte del Veneto. Grande soddisfazione per la latteria bellunese, il cui Piave DOP è stato scelto dalla giuria critica come vincitore assoluto del concorso, il migliore tra i 38 formaggi in gara, campioni nelle rispettive categorie. C'è soddisfazione, c'è anche orgoglio per il numero dei partecipanti. Come avete sentito c'erano oltre 360 formaggi di diverse tipologie, tantissimi espositori, una giuria estremamente qualificata. Che il Piave sia risultato il primo dei primi ovviamente ci inorgoglisce, anche perché è un formaggio che sta crescendo continuamente sia sul mercato italiano che sul mercato estero. Un riconoscimento che arriva nell'anno in cui la cooperativa di Cesio Maggiore festeggia il 60° anno di vita e che premia ancor di più l'impegno profuso in questi anni per il ritorno ai pascoli e la salvaguardia dell'allevamento montano. Può essere prodotto esclusivamente in provincia di Belluno, dove le inflorescenze dei prati hanno anche delle caratteristiche diverse da quelle della pianura che contribuiscono in maniera determinante a formarne il gusto. È un formaggio che viene venduto in molte stagionature, 5 per la precisione, andando dal fresco al formaggio addirittura riserva che annovera oltre 18 mesi di vita, e quindi un formaggio che si adatta anche a vari tipi di palato. Medaglia d'oro non solo alla latteria, ma anche al suo casaro, Dimitri Biasuz, vera autorità dell'arte casearia bellunese e testimone di un sapere artigianale, fatto di conoscenza, passione, intuito e sensibilità verso una materia prima nobile come il latte. Sì, io penso che fare del formaggio, come si diceva prima, si lavora un prodotto vivo, quindi tante volte bisogna tanta esperienza, ma anche intuito. E ci sono pochi giorni che non c'è una variazione di come comportarsi per lavorare il prodotto. Quindi bisogna essere presenti con la testa, bisogna essere presenti con la mente, ricordandosi altre cose, altri avvenimenti magari che ci sono stati nei mesi prima o anche qualche anno prima. Quindi è proprio una questione proprio di passione, intuito e anche esperienza. Premi speciali per un'edizione straordinaria, la 10ª di Caseus Veneti, che passerà alla storia come quella dei record di visitatori e di formaggi in gara, ben 358. Una manifestazione che ha saputo dare valore alla tradizione casearia del Veneto, dove l'85% del latte prodotto viene destinato alla produzione di formaggi e di questo il 70% viene utilizzato per i prodotti a denominazione di origine protetta. Innanzitutto dobbiamo ringraziare la Regione Veneto nella persona del Presidente Luca Zaia, che è stato quello che assieme a noi è partito con questo concorso, ci ha creduto e ci è sempre vicino. Grazie Provincia di Treviso e Camera di Commercio che collaborano e ai consorzi di tutela. Penso sia giusto nominarli tutti: l'Asiago, Montasio, Provolone Valpadana, Grana Padano, il Piave, la Casatella Trevigiana e il Monte Veronese. Consorzi questi che con capofila i Grana Padano hanno dato anche quest'anno la possibilità di mettere in concorso tutta questa serie di formaggi.